3 aprile è la festa della patria del Friuli, perché nel 1077 nacque lo Stato patriarcale friulano, l'istituzione che riunì fino al XV secolo il Friuli e molti altri territori in un unico organismo statuale. Una festa molto importante per la nostra regione, che quest'anno nella sua 46esima edizione viene celebrata nella bellissima Capriva del Friuli. Quest'anno la bandiera sarà l'importante protagonista della 46esima edizione della Festa della Patria del Friuli, perché l'ARLEF, Agenzia regionale per la lingua friulana, e l'Istitut Ladin Furlan Precheco Placerean hanno deciso di dare un importante compito ad un artista marchigiano, Francesco Pellegrini, quello di realizzare una fedele riproduzione dello storico vessillo, quindi questa importante bandiera che diventerà il simbolo della festa della patria del Friuli da qui in avanti nei prossimi anni, e che quindi verrà proprio passata di sindaco in sindaco. La manifestazione, organizzata dal Comune del Friuli Orientale con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'ARLEF, Agenzia regionale per la lingua friulana, in collaborazione con l'Istitut Ladin Furlan Precheco Placerean, ha preso avvio a Capriva del Friuli presso il Monumento ai Caduti, con l'esposizione della bandiera del Friuli, accompagnata dalla banda Città di Cormons. Molti sindaci e i rappresentanti dei comuni friulanofoni che hanno partecipato alla giornata di festa. Il corteo con i sindaci del territorio, guidati dal sindaco di Capriva del Friuli Daniele Sergon assieme alla banda di Cormons, dal monumento ai caduti hanno quindi raggiunto la chiesa del paese per le celebrazioni della Santa Messa. La Santa Messa in friulano, con letture e preghiere anche in sloveno e tedesco, è stata accompagnata dai canti del polifonico caprivese.
La Santa Messa in friulano è stata accompagnata all'uscita dalle campane suonate a festa dagli Scampanotadors del Goriziano. Il corteo degli sindaci, guidato dal gruppo folcloristico caprivese, si è quindi spinto fino al centro civico per le celebrazioni ufficiali della 46esima edizione della Festa della Patria del Friuli. La cerimonia ufficiale è stata preceduta dalle danze dei gruppi folcloristici Michele Grion e Primavera e dall'arrivo di una delegazione di cicloturisti della FIAB regionale, simbolicamente partita in mattinata da Aquileia. La cerimonia civile si è svolta secondo il tradizionale programma della Fieste. La lettura della bolla imperiale, quest'anno a cura del gruppo storico Città di Palmanova, e i saluti delle autorità. Molti i sindaci e i rappresentanti dei comuni friulanofoni che hanno partecipato alla giornata di festa. Insieme al padrone di casa a portare il saluto nel corso della cerimonia civile sono stati Paolo Paron, presidente facente funzione dell'Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana, Geremia Gomboso, presidente dell'istituto Ladin Furlan, Ornella Comuzzo in rappresentanza dell'ACLIF, Assemblea di Comunità Linguistica, Dorino Favot, presidente dell'ANCI Friuli Venezia Giulia, Associazione Nazionale Comuni Italiani, in particolare la presenza dei rappresentanti delle altre minoranze linguistiche ha sottolineato come la festa che celebra il Friuli e la sua lingua sia significativamente anche un momento importante per celebrare il valore e la ricchezza del plurilinguismo della nostra regione. Presenti anche Diego Bernardis, Antonio Calligaris, Elia Miani, Massimo Morettuzzo, Barbara Zilli. Fra gli intervenuti anche la senatrice Francesca Tubetti che ha portato un saluto e l'eurodeputata Elena Lizzi. 46esima edizione della Festa della Patria del Friuli a Capriva del Friuli, siamo in compagnia del sindaco Daniele Sergon, una grande emozione oggi ospitare questa importante manifestazione. Sì, è stata una grande emozione perché insomma era un po' di tempo che la comunità insomma si preparava a questa giornata che lei vorrà essere una giornata in cui sottolineare, valorizzare insomma la nostra identità furlana a partire dai frus da scuola come che podin alle mie spalle il disegno che è stato scelto come insomma immagine ufficiale di questa giornata perché se non tramandino ai giovani questo attaccamento, questa frulanità si pierde. Allora noi attaccante dai giovani parte avanti appunto che è dome la nostra storia, quindi nulla di più importante che ognuno di noi altri sia. È stata un'edizione anche diversa dalle altre perché è un'edizione in cui è stata creata una nuova bandiera che sarà un po' il testimone che verrà passato da sindaco a sindaco di anno in anno. Sì, mi hanno fatto questa sorpresa e neanche un altro senso di responsabilità, perché la bandiera è la ricostruzione esatta da bandiera storica ufficiale dal 1077 e quindi noi altri che stanno la teniamo sicuramente di conto, la fasarin sventolata nelle iniziative che vengono in camp da qui al fine dell'anno per poi passare a Tarzint che sarà sede della festa del Patria del Friuli del prossimo anno e quindi insomma per chi stanno la teniamo di conto altri. Viva il Friuli e viva Capriva del Friuli. Viva sempre i Furlans e viva Capriva, grazie a tutti.
46esima edizione della Festa della Patria del Friuli, abbiamo il presidente facente funzione dell'Arlef, anche quest'anno un grande successo per questa festa che ci ricorda qual è l'importanza della nostra regione e del nostro Friuli. Sì, sono 946 anni ormai che assistiamo a questa fondazione della nostra patria e quello che è importante è che questa non vuole essere una festa, una sagra o se vogliamo una cerimonia per ricordare, no, questo vuole essere proprio un ricordo tenuto vivo, perché le tradizioni che ci rimandano dal 1077 a oggi ci danno l'idea di una popolazione friulana aperta verso tutti gli altri, aperta verso le minoranze, che ha saputo creare un Parlamento in cui i rappresentanti non erano solo i nobili, ma c'erano anche le comunità del Friuli. E noi oggi, dopo 496 anni, vogliamo ancora che questo nostro Friuli sia d'esempio anche per gli altri popoli. Vogliamo che i nostri giovani imparino quelle che sono le tradizioni, la storia, la cultura di questo nostro popolo e insieme poi andiamo avanti, come dice giustamente l'inno, avanti verso il futuro. Quest'anno c'è una grande novità, una nuova bandiera che sarà il testimone che verrà passato da sindaco a sindaco ogni anno. Questo drappo che ci arriva dal nostro patriarca Bertrando è una bellissima aquila e anche qui poi c'è il simbolo, come sempre, che sta a significare questo volare alto, questo sapere anche essere, se vogliamo, da soli nello stare insieme, perché alla fine siamo tutti una grande comunità, ma tutti insieme dobbiamo fare qualcosa. Ecco, questo forse è il senso profondo di questa aquila che vola alto. Dobbiamo tutti volare alto per far sì che la nostra patria friulana riesca ad essere un esempio anche per i giovani, soprattutto per i giovani e per i bambini. E questo è il nostro auspicio. Sicuramente anche il nostro, di sicuro dell'Arlef, sì. Siamo in compagnia dell'artista Francesco Pellegrini che ha realizzato la nuova bandiera per quanto riguarda la festa della patria del Friuli, che sarà quindi il nuovo testimone che si passerà di sindaco in sindaco, di anno in anno, ogni festa della patria del Friuli. Innanzitutto siamo felici di averla qui con noi, e lei è marchigiano, quindi il Friuli e le Marche uniti per realizzare questa bandiera. Qual è il suo pensiero? Guarda, sono stato molto, molto contento di essere chiamato per questo lavoro, perché effettivamente io non lo faccio per mestiere, lo faccio come hobby perché faccio rievocazione storica e in quell'ambiente siamo usi farci le cose in casa, tra cui io mi sono specializzato nel fare bandiere per me e per i gruppi amici. Tramite infatti amici comuni la notizia è giunta a chi di dovere, a quelli che mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di fare questo lavoro, che io onestamente non sapevo se sarei stato in grado di fare, perché come io dipingo, ma questa è tutta una cosa cucita, ricamata, impunturata. Beh, il risultato è sicuramente meraviglioso, ma lei aveva già conosciuto il Friuli, aveva già avuto contatti con la nostra regione? Beh, io ho partecipato per anni alla rievocazione storica di Palmanova. Quindi c'è un legame che dura da tanti anni con la nostra regione, immagino che sia stato quindi felice di realizzare questo vessillo. Ho parecchi amici qui in cui ci siamo conosciuti nel corso di rievocazioni storiche. Cosa le ha colpito del nostro vessillo, del nostro simbolo? Beh, prima di tutto l'antichità, poi anche il fatto di avere un originale da poter studiare per quello che è possibile, perché per motivi di conservazione non è possibile avvicinarsi più di tanto, però è stata una cosa interessante, laboriosa, faticosa, però interessante.